Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania identificata la donna romena uccisa e trovata tra i rifiuti dentro una fabbrica abbandonata in via Cristoforo Colombo. Si indaga nel mondo della prostituzione e del crack. Palermo, calci e pugni per costringerlo a lasciare la sua casa popolare allo Zen. La vittima un cittadino di origini cingalesi che da tempo denuncia il racket degli alloggi. A Catania, dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran, la base militare di Sigonella lancia un avviso ai militari e alle loro famiglie. L'invito è a restare prudenti e vigili ovunque si trovino. A Niscemi, via le transenne, tornano i cittadini e cominciano i rientri nelle case evacuate. Dopo un mese di paura, in tanti provano a ritrovare la normalità tra sollievo, polemiche e monitoraggi costanti sulla frana. Agrigento, costa sempre più fragile a Licata. Tra mareggiate ed erosione a Mollarella la spiaggia si spacca in due. Residenti e operatori turistici lanciano l'allarme. Sfidarsi a colpi di dessert. A Mister Bianco il concorso a premi prodotti dolciari promosso dalla Fondazione Cavaliere Francesco Condorelli. Una gara tra pasticceri con la mission di valorizzare i prodotti del territorio siciliano. E siamo al calcio. Il Catania gioca meglio della Salernitana, ma non va oltre lo 0-0. Adesso il Benevento è a +7. Giovedì i rossazzurri saranno di scena proprio al Vigorito contro i Sanniti. L'allenatore toscano dice: giocato con personalità. Bentrovati, iniziamo questo nostro telegiornale con la notizia di alcuni incidenti mortali avvenuti nelle ultime ore in Sicilia. Un morto e 2 feriti è il bilancio di un incidente avvenuto sulla statale 410 di Naro nell'Agrigentino. Sono stati coinvolti un'auto e un mezzo pesante. La circolazione è in questo momento interrotta. Sul posto sono presenti il personale ANAS e le forze dell'ordine che stanno gestendo la viabilità. Altro incidente è avvenuto ieri sera. Un motociclista di Salemi, in provincia di Trapani, ha perso la vita in contrada Gorgazzo. La vittima, Alessio Minore, di 35 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto è stato fatale, nonostante il giovane indossasse il casco. E adesso andiamo a Catania, la vicenda della donna trovata morta tra i rifiuti. Si tratta di una romena di cui è stato diffuso anche la foto. Si indaga per omicidio. La procura ha diffuso, come vi dicevo, la foto della vittima e invita chiunque la conoscesse a rivolgersi agli inquirenti. Sentiamo. Carnagione chiara, capelli neri e lunghi, pochi vestiti addosso, sul corpo segni di percosse e qualche ferita d'arma da taglio. Una donna di 36 anni romena è stata trovata senza vita in questo edificio che in passato ospitava l'ex consorzio agrario. Siamo in via Cristoforo Colombo, a pochi metri dal porto di Catania, dove una telefonata al 112 ha fatto scattare l'allarme. A chiamare sono stati alcuni residenti di via Aretusa che tra rifiuti, indumenti abbandonati, pezzi di auto e pneumatici avevano visto la sagoma di una persona ed in particolare una gamba fuoriuscire tra copertoni di auto e materassi in disuso. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, forse avvenuto qualche giorno prima. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile, mentre il medico legale ha effettuato un primo esame esterno. Sul corpo evidenti segni di percosse. Si indaga per omicidio. L'attenzione degli investigatori si sta concentrando sul mondo della prostituzione e del crack. Il procuratore di Catania, Francesco Curcio, ha deciso di rendere noto il nome e la foto della donna. Si chiama Elisabetta Boldiar, nata in Romania il 25 gennaio 1990. Chiunque avesse informazioni sulla vittima o sulla vita della 36enne può rivolgersi alla squadra mobile che sta svolgendo le indagini o alle forze dell'ordine. Intanto la salma, su disposizione del magistrato Liliana Todaro, è stata sequestrata in vista dell'autopsia che sarà effettuata tra domani e mercoledì. Nel frattempo alcuni extracomunitari e residenti della zona sono stati ascoltati per cercare di ricostruire le ultime ore della 36enne romena. A Palermo è stato picchiato e frustato davanti ai familiari per costringerlo ad abbandonare un alloggio allo Zen 2. Una famiglia cingalese è nel mirino del racket delle case popolari. L'assessore Ferrandelli dice che le istituzioni sono presenti e non abbandonano il quartiere.
frustato, vessato, umiliato per costringerlo ad abbandonare la casa popolare allo Zen 2 che gli era stata assegnata legalmente. Nel mirino è finito un uomo dello Sri Lanka arrivato da pochi mesi insieme alla moglie e ai figli e che vive in un appartamento assegnato regolarmente. La mafia, che vuole continuare a controllare l'assegnazione abusiva degli alloggi popolari nel quartiere, lo minaccia fino a picchiarlo selvaggiamente davanti alla sua famiglia. Il cingalese, che lavora come collaboratore domestico presso alcune famiglie, aveva deciso di resistere, una scelta che ha innescato la spedizione punitiva. Te ne devi andare o ti ammazziamo, le minacce verso l'uomo. Poi, al rifiuto del cingalese, è partita la missione di violenza con calci, pugni e colpi di cintura. Tutto davanti alla moglie e ai figli in lacrime che gridavano basta. Questo episodio ci fa capire come il caso del racket delle occupazioni abusive non sia una questione isolata, ma sia una questione sistemica che insiste nei quartieri di edilizia popolari e rispetto ai quali la nostra amministrazione sta potenziando la vigilanza e il raccordo con la prefettura e con le forze dell'ordine per garantire che lo Stato di diritto possa affermarsi, laddove prima c'era soltanto sopraffazione e violenza. I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato 3 persone, un uomo e 2 donne, tutte originari della Puglia, per traffico di sostanze stupefacenti, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione con dei detenuti. Durante un servizio di controllo i 3 sono stati trovati fermi in un'auto in una via vicina al carcere. Il veicolo è stato perquisito e all'interno sono stati scoperti un drone, quasi 14.000 euro in contanti, 18 smartphone e 300 grammi di hashish. Secondo l'accusa gli indagati erano pronti a utilizzare il drone per sorvolare l'area dell'istituto di pena e far avere droga e telefonini ai reclusi. A Catania, dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran, la base militare di Sigonella lancia un avviso ai militari e alle loro famiglie. L'invito è a restare prudenti e vigili ovunque si trovino. Sentiamo. Rimanete vigili, non sono lontani dalla Sicilia gli echi delle bombe, così come il pericolo che può derivare dall'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran. La base militare americana NAS di Sigonella ha diffuso un avviso di sicurezza rivolto al proprio personale e alle famiglie, ovunque si trovino nel nostro territorio. Attraverso i canali social ufficiali, il comando invita a mantenere un atteggiamento prudente. Vi ricordiamo di rimanere vigili, anche se al momento non ci sono minacce specifiche e credibili. La vigilanza resta fondamentale per la vostra sicurezza. Al momento il livello di allerta Alfa Plus all'interno della struttura militare siciliana è rimasto invariato e non ha subito innalzamenti. È il livello che indica minaccia generica aumentata senza indicazioni specifiche ed è così da tempo. Ma i militari e i loro familiari sono invitati a mantenere un basso profilo, a guardarsi attorno, a usare cautela in presenza di grandi raduni inaspettati, essere prudenti nelle attività quotidiane. Per garantire una comunicazione tempestiva, la base consiglia di abilitare le notifiche sul sistema di emergenza ATOC, seguire le pagine social ufficiali Facebook, Instagram e Nasig e applicare la regola del se vedi qualcosa di sospetto segnalalo. L'avviso si conclude ricordando 2 contatti telefonici, uno per un eventuale intervento non in emergenza e uno dedicato invece all'emergenza, e poi si conclude con stay safe, tradotto in italiano stai al sicuro, riguardati. Superficiale pensare che la guerra è lontana. La Sicilia e tutto il Mediterraneo sono strategici nei conflitti in Medio Oriente. In mare ci sono già navi americane dispiegate e a Sigonella ci sono i droni da ricognizione come Global Hawk. In un mondo globalizzato tutto ci riguarda. Via le transenne, tornano i cittadini e cominciano i rientri nelle case evacuate. Dopo un mese di paura, Niscemi prova a ritrovare la normalità tra sollievo, polemiche e monitoraggi costanti sulla frana. Sono bastati pochi minuti perché Niscemi cambiasse volto. Alle 19 in punto di sabato, con la rimozione della prima transenne in via 4 novembre, la strada che conduce al Belvedere, la città ha ricominciato a respirare. I cittadini sono tornati a passeggiare, trasformando la riapertura in un momento collettivo di liberazione e di rinascita. Tolte anche le barriere nel rione Sante Croci fino al limite dell'area di protezione. Resta invece interdetta la zona più esposta a rischio, quella entro 100 metri dal ciglio della frana, dove la vigilanza continua senza sosta. Liberata anche
anche Piazza Vittorio Emanuele per settimane cuore operativo dell'emergenza, con il presidio permanente dei vigili del fuoco. Un altro segnale di ritorno alla normalità dopo giorni segnati da paura e incertezza. Dobbiamo continuare a crederci, Niscemi non si ferma e non si fermerà mai. Da oggi iniziano anche i primi rientri nelle abitazioni. Circa 500 persone costrette a scappare via domenica 26 gennaio tornano finalmente a casa. Una coincidenza che colpisce esattamente un mese dopo, domenica 1 marzo, segna l'inizio della ripartenza. Nelle case non c'è ancora il metano che verrà riattivato oggi e poi c'è da sistemare gli ambienti rimasti chiusi per oltre 30 giorni, recuperare gli effetti personali e provare finalmente a rimettere insieme la quotidianità. Ma la riapertura porta con sé anche qualche polemica. In diversi casi l'uscita o meno dalla zona rossa è dipesa da pochi centimetri, confini sottilissimi che dividono abitazioni e attività commerciali, alimentando malcontento e proteste. I tecnici però assicurano la nuova perimetrazione è frutto di settimane di monitoraggi continui, rilievi satellitari e controlli sul campo. La Protezione Civile regionale esclude movimenti recenti nell'area riaperta, ma i controlli resteranno quotidiani. Oggi anche l'arrivo del commissario per le acque Fabio Fatuzzo per un nuovo sopralluogo. Al centro delle verifiche il sistema di regimentazione delle acque, uno snodo decisivo per prevenire nuovi smottamenti, perché a Niscemi l'emergenza sembra ormai alle spalle, ma la prudenza resta alta. Costa sempre più fragile a Licata. Tra mareggiate ed erosione a Mollarella la spiaggia si spacca in due, mentre alla playa si attende l'avvio dei lavori per i frangiflutti già finanziati. Residenti e operatori lanciano l'allarme. Vediamo. Tra erosione e mareggiate, la costa di Licata continua a perdere pezzi. A Mollarella le immagini parlano chiaro. La spiaggia è spaccata in due. Un evidente dislivello separa la battigia dall'area che conduce alle strutture ricettive, colpa delle forti piogge invernali e delle mareggiate che nell'ultimo mese e mezzo hanno colpito duramente il litorale. Cresce la preoccupazione tra i titolari di stabilimenti e ristoratori che temono ripercussioni in vista della stagione estiva. Anche alla playa di Licata la situazione è critica, l'erosione avanza e il mare guadagna terreno. Dal 1980 ad oggi il mare ha eroso centinaia e centinaia di metri di costa. Case costruite negli anni 80 a una distanza di 500 metri adesso si ritrovano a poche decine di metri dalla battigia. È importante chiarirlo, non sono fabbricati costruiti sulla spiaggia ed inoltre in quei fabbricati vivono famiglie che hanno cresciuto i propri figli, festeggiato compleanni e costruito ricordi e adesso vivono con l'ansia che una mareggiata possa portare via non solo l'appartamento ma anche la storia della propria vita. Per la playa sono stati stanziati 4 milioni di euro per la collocazione dei frangiflutti. Ora si attende l'avvio dei lavori. I residenti chiedono tempi certi. Ieri pomeriggio un elicottero dei Vigili del Fuoco è intervenuto a Piano Provenzana sul versante nord dell'Etna per soccorrere un gruppo di 5 escursionisti che si trovavano in condizioni di pericolo. 2 escursionisti infortunati sono stati trasportati in ospedale Cannizzaro, dove sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Adesso una breve pausa, tra poco. La vittoria del siciliano Sal Da Vinci al Festival di Sanremo segna una nuova svolta nella carriera del cantante. Vediamo. Ti tanto, ti abbiamo visto ballare pure con una signora in prima fila. Che bello quel momento, spero che io non gli abbia rovinato la serata, perché l'ho vista all'inizio un po' imbarazzata. Sfidarsi a colpi di dessert. Si è svolto a Sicilia Fiere, a Mister Bianco, la 7ª edizione del concorso a premi prodotti dolciari, promosso dalla Fondazione Cavaliere Francesco Condorelli. Vediamo. Il taglio del dessert, poi l'assaggio, momenti chiave del concorso prodotti dolciari organizzato dalla Fondazione Cavaliere Francesco Condorelli, è giunto alla 7ª edizione svoltasi a Sicilia Fiere, a Mister Bianco in provincia di Catania. A sfidarsi a colpi di ricette e fantasia, pasticceri professionisti e apprendisti, aiutanti, di età compresa tra i 18 e i 24 anni e che svolgono la loro attività in Sicilia. È una rivisitazione della pasticceria tradizionale, difatti l'oggetto del concorso odierno è una pièce, sono delle monoporzioni, ma che devono essere realizzate con prodotti tipici regionali, quindi una rivisitazione della pasticceria siciliana ma con prodotti e materie prime siciliane.
Nella giuria anche il campione del mondo 2021 di pasticceria Andrea Restuccia e il presidente nazionale Compait Angelo Musolino. Le iniziative importanti sui territori è quello di valorizzare naturalmente sia i giovani ma nello stesso tempo anche le materie prime che si trovano sul territorio. Il concorso si è svolto attraverso una prova a tema libero con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti del territorio siciliano. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo perde dopo 14 risultati utili consecutivi all'Adriatico, vince il Pescara per 2-1, rosanero scivolano a 6 lunghezze dalla zona promozione diretta. Vediamo com'è andata. Svogliato e con poche idee, la banda di Inzaghi ha steccato il concerto più importante e scivola adesso a 6 lunghezze dalla zona della promozione diretta. Regna l'equilibrio nei primi minuti, il Pescara abbaia subito e vuol far capire di non essere vittima sacrificale nonostante l'ultimo posto. La prima occasione per Pierozzi che però non riesce a graffiare, Insigne invece regala giocate d'autore, davvero incredibile come l'ex Napoli giochi in B e per la salvezza. Nel primo tempo però è del Pescara, nel finale la palla per cambiare lo score ma Di Nardo non inquadra la porta. Ripresa, fuori Peda che ha ammonito e dentro Beresischi, ma è dai piedi di Segre che nasce l'azione che porta al gol del solito Poyampalo, stoccata sotto porta e Palermo in vantaggio. Dopo 8 minuti però cambia tutto, Joronen sbaglia il rinvio e colpisce la testa di Di Nardo che prolunga per Insigne, tenuto in gioco da Augello, il numero 11 non sbaglia e firma il pareggio 1-1. Il Palermo crolla mentalmente, il Pescara prende campo, i cambi frizzano la manovra dei rosanero impallata e senza fluidità. Poi nel finale la doccia gelata per i siciliani, Meazzi sguscia via Beresischi e prova la conclusione, la deviazione di Veroli mette fuori tempo Jorone nel pallone e scivola lentamente in rete. Finisce così, il Palermo spegne i motori prima del decollo, una sconfitta che brucia. E adesso invece parliamo del Catania, ha giocato meglio della Salernitana, soprattutto nel primo tempo, ma non è andato oltre lo 0-0. Adesso il Benevento è a +7 e giovedì i rossazzurri saranno di scena proprio al Vicorito. Sentiamo. Il primo big match della serie finisce 0-0. Alla Recchi il Catania gioca meglio della Salernitana, soprattutto nel primo tempo. Maggiore equilibrio nella ripresa, ne viene fuori un pari che consente al Benevento vittoriosa potenza di allungare. Ora i punti di distacco dalla prima sono 7. Toscano sceglie Allegretto in difesa e Di Noia a centrocampo. In attacco i trequartisti sono D'Ausilio e Jimenez alle spalle di Rolfini. La partita vive subito di ritmi elevati. La Salernitana riesce ad arrivare subito al tiro alto con Molina. Il Catania risponde con Jimenez che serve Casasola. Dribbling e ottimo pallone in mezzo su cui non arriva la deviazione vincente. La prima conclusione nello specchio della porta di Donnarumma che prova dalla lunga distanza trovando la parata del suo omonimo portiere dei Campani. I rossazzurri trovano la terza occasione con una ripartenza di D'Ausilio bravissimo a liberarsi di Longobardi, meno nella conclusione che viene respinta da Donnarumma. I due esterni costruiscono una nuova opportunità. Il cross da sinistra di Donnarumma trova il colpo di testa di Casasola che termina al lato di pochissimo. Nei primi 45 minuti avrebbe meritato di più il Catania che ha avuto la colpa di non concretizzare. Nella ripresa Cosmi compatta la squadra, Toscano cambia gli interpreti in attacco ma succede poco. La prima vera conclusione rossazzurra è di D'Ausilio con il pallone alto sulla traversa. La Salernitana segna con Villa ma la rete è annullata giustamente per un fuorigioco precedente di Quirini. Non cambia più nulla, la prestazione resta ma il risultato, vista la vittoria del Benevento, lascia un po' di amaro e adesso al Catania serve una vittoria al Vigorito per provare a riaprire la corsa al primato. E adesso sentiamo il commento di mister Toscano subito dopo la partita. Sono orgoglioso della prestazione che hanno fatto i ragazzi. Hanno fatto la partita che bisognava fare contro una squadra forte che con il cambio dell'allenatore poteva trovare nuova linfa, nuovo entusiasmo. Invece noi abbiamo fatto i primi 45 minuti bene. Il secondo tempo non come il primo tempo, ma abbiamo creato anche il secondo tempo situazioni per vincere la gara. E ripeto, sono orgoglioso per i ragazzi. Poi c'è mancato il gol, lavoreremo anche su quello, perché sta capitando troppo spesso che noi per fare un gol dobbiamo creare 7-8 situazioni pericolose. Però, ripeto, io devo fare solo i complimenti ai ragazzi e sono orgoglioso di loro. Dobbiamo continuare su questa strada, con questa prestazione, con questa personalità, con questa consapevolezza.
Poker alla Casertana con la doppietta di un super Limonelli. Il Siracusa torna a vincere e a sperare. Il distacco dalla Foggia si riduce a 2 lunghezze. Sentiamo. Intensità, abnegazione e grande spirito di sacrificio. Il Siracusa ritrova il sorriso e lo fa nel modo migliore, superando 4-0 la Casertana, una delle squadre più solide del campionato. Un successo che vale molto più dei 3 punti perché arriva in un momento delicatissimo tra penalizzazioni e difficoltà societarie ed in un ambiente caldo sugli spalti del De Simone, che ancora una volta ha risposto presente, sostenendo la squadra dall'inizio fino alla fine. Prima azione pericolosa dopo 4 minuti, Artidi inventa sulle 3 quarti a intrenare e serve Frisen, doppia conclusione e risposta della difesa campana di De Lucia che tengono in piedi i rossoblù. La Casertana prova a reagire al quarto d'ora con Casarotto, ma il suo tentativo termina alto. 23esimo, ancora il Siracusa vicino al vantaggio. Artidi serve Di Paolo che calcia di prima intenzione trovando un ottimo De Lucia. La rete però è nell'aria, arriva al 41esimo, disimpegno impreciso di Martino, Limonelli è il più lesto ad ambientarsi sul pallone e a superare De Lucia. Vantaggio più che meritato e prima dell'intervallo Artidi anche la palla del raddoppio, ma calcia alto da buona posizione. Casertana che prova comunque a prendere campo, ma il Siracusa difende bene, con ordine e nel momento più delicato sferra il colpo del KO. A 66esimo, sugli sviluppi di un corner dell'entrato Contini, Limonelli si inventa uno splendido destro giro che vede il pallone terminare alle spalle di De Lucia per la sua personale doppietta. 73esimo, azione dei neoentrati Zanini e Valente, con quest'ultimo che supera De Lucia in uscita e deposita in rete per il 3-0. Poi il poker che arriva nel finale, conclusione di Valente, respinta dal portiere campano, Di Paolo è il più lesto di tutti e firma il tap-in del 4-0 per la sua 7ª rete stagionale. Siracusa che dunque non solo vince ma convince, anche se la strada verso la salvezza resta complicatissima, l'inezia emotiva della stagione può ancora cambiare. Gli azzurri del resto sono vivi e lo hanno dimostrato nel miglior modo possibile. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.